Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, è stato protagonista della prima visita istituzionale al cantiere del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. A meno di 150 giorni dall'apertura dell'esposizione universale che accoglierà circa 30 milioni di visitatori dal 13 aprile al 13 ottobre, Fedriga ha avuto modo di osservare l'avanzamento dei lavori. Nel percorso di visita Fedriga è stato accompagnato dall'ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, e dall'architetto del Padiglione Italia, Mario Cucinelli. Come vedete ci troviamo adesso nel cantiere del Padiglione Italia, le strutture sono pronte, tra poco cominceranno i lavori per fare il percorso espositivo. Questo è uno strumento eccezionale che ci servirà per aggiornare, ampliare l'immagine dell'Italia in una regione del mondo che è in grandissima crescita, mercati per noi indispensabili. Expo 2025 si terrà a Osaka e ha per tema progettare le società del futuro per le nostre vite. Al centro della Visitor Experience del Padiglione Italia è stata annunciata la presenza dell'Atlante Farnese, imponente scultura in marmo di quasi 20 quintali per circa 2 metri di altezza, appartenente alla collezione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che arriva per la prima volta nella storia in Giappone e in Asia. Sì, vorremmo raccontare in un palcoscenico internazionale importante come quello di Expo di Osaka 2025 il nostro territorio, che guarda ovviamente a quella valenza architettonica, artistica, enogastronomica che caratterizza il Friuli Venezia Giulia, ma anche la capacità di innovare e di proporre in un contesto internazionale la nostra impresa, il nostro saper fare, la nostra capacità di guardare al futuro, e soprattutto una collaborazione che vorremmo stringere sempre più forte tra la nostra regione e i territori giapponesi. È la prima edizione di questo evento che si tiene all'estero, Selecting Italy, ovvero la capacità delle regioni italiane di presentarsi per attrarre investimenti. Si svolgerà ad Osaka, anche ad Osaka nel 2025, ribadisco, per la prima volta all'estero, dove le regioni italiane si presenteranno, racconteranno se stesse a un pubblico internazionale come quello presente ad Expo.